Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo di oggi c'è questa parola di Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Una parola accompagnata dallo sguardo e dal gesto della mano che indicano lui, Gesù. Immaginiamo la scena. Siamo sulla riva del fiume Giordano. Giovanni sta battezzando. C'è tanta gente, uomini e donne di varie età, venute lì al fiume per ricevere il battesimo delle mani di quell'uomo che a molti ricordava Elia, il grande profeta che 9 secoli prima aveva purificato gli israeliti dall'idolatria e li aveva ricondotti alla vera fede nel Dio dell'alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia, e si mette a battezzare nel Giordano per dare al popolo un mezzo concreto di penitenza. Questa gente veniva per pentirsi dei suoi peccati, per fare penitenza, per rincominciare la vita. Lui sa, Giovanni sa, che il Messia, il consacrato del Signore, è ormai vicino e il segno per riconoscerlo sarà che su di lui si poserà lo Spirito Santo. Infatti lui porterà il vero battesimo, il battesimo nello Spirito Santo. Ed ecco il momento arriva. Gesù si presenta sulla riva del fiume in mezzo alla gente, ai peccatori, come tutti noi. È il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa quando lascia la casa di Nazareth a 30 anni. Scende in Giudea, va al Giordano e si fa battezzare da Giovanni. Sappiamo che cosa succede, lo abbiamo celebrato domenica scorsa. Su Gesù scende lo Spirito Santo in forma come di colomba e la voce del Padre lo proclama figlio prediletto. È il segno che Giovanni aspettava. È lui, Gesù, è il Messia. Giovanni è sconcertato perché si è manifestato in un modo impensabile, in mezzo ai peccatori, battezzato come loro, anzi per loro. Ma lo Spirito illumina Giovanni e gli fa capire che così si compie la giustizia di Dio, si compie il suo disegno di salvezza. Gesù è il Messia, il Re di Israele, ma non con la potenza di questo mondo, bensì come agnello di Dio che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Così Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli, perché Giovanni aveva una numerosa cerchia di discepoli che lo avevano scelto come guida spirituale e proprio alcuni di loro diventeranno i primi discepoli di Gesù. Conosciamo bene i loro nomi. Simone, detto poi Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni, tutti pescatori, tutti Galilei, come Gesù.
Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questa scena? Perché è decisiva. Non è un aneddoto, è un fatto storico decisivo. Questa scena è decisiva per la nostra fede ed è decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente, dicendo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Lui è l'unico Salvatore, Lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori. Ma è Lui, Lui. Non è un altro potente che viene, no, Lui. E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno durante la messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il corpo e il sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia se stessa. Guai quando la Chiesa annuncia se stessa, perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia Cristo, non porta se stessa, porta Cristo, perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà. La Vergine Maria, Madre dell'Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo. Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dedicata al tema migranti minorenni vulnerabili e senza voce. Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non accompagnati, sono esposti a tanti pericoli. E vi dico, ne sono tanti. È necessario adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti la protezione e la difesa, come anche la loro integrazione. Rivolgo un saluto speciale alle rappresentanze di diverse comunità etniche qui convenute. Cari amici, vi auguro di vivere serenamente nelle località che vi accolgono, rispettandone le leggi e le tradizioni e allo stesso tempo custodendo i valori delle vostre culture di origine. L'incontro di varie culture è sempre un arricchimento per tutti. Ringrazio l'Ufficio Migrantes della Diocesi di Roma e quanti lavorano con i migranti per accoglierli e accompagnarli nelle loro difficoltà, e incoraggio a proseguire in quest'opera ricordando l'esempio di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, di cui quest'anno ricorre il centenario della morte. Questa suora coraggiosa dedicò la sua vita a portare l'amore di Cristo a quanti erano lontani dalla patria e dalla famiglia. La sua testimonianza ci aiuti a prenderci cura del fratello forestiero,
nel quale è presente Gesù, spesso sofferente, rifiutato e umiliato. Quante volte nella Bibbia il Signore ci ha chiesti di accogliersi i migranti e i forestieri, ricordandoci che anche noi siamo forestieri. Saluto con affetto tutti voi, cari fedeli provenienti da diverse parrocchie d'Italia e di altri paesi, come pure le associazioni e vari gruppi, in particolare gli studenti dell'Istituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, Spagna. A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.